Oggi siamo in un posto speciale che ha fatto la storia della musica italiana e dal 1977 ospita infatti il Festival della canzone italiana. Sanremo, Teatro Ariston, è inutile dirvi che da qui sono passati i maggiori artisti del panorama italiano e internazionale, vi citiamo Madonna, i Queen o Whitney Houston. E oggi Al Dente si sposta qui per farci raccontare tutte le curiosità, tutti gli aneddoti e tutti i retroscena e i segreti di questa scatola magica del Teatro Ariston di Sanremo. Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui, con ospiti di eccellenza, parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia a regola d'arte. Beh, oggi puntata non speciale, di più, guardate dove siamo, guardate dove sto facendo sentire i tacchi delle mie scarpe sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per una puntata appunto speciale di Al Dente con il coproprietario del teatro Walter Vacchino, ben arrivato, anzi Grazie. il ben arrivato praticamente lo dovrei ricevere però. Ma ben arrivata a te e tutta la troupe, e il saluto non è soltanto mio in qualità di Walter, ma anche di Carla, che è mia sorella, che diciamo condivide la responsabilità di mandare avanti questa scatola magica perché è una batteria di energia. Come è stato scritto nel vostro libro insieme a Luca Mierati, responsabile della sala stampa. E non solo. Che dire, io invece di partire insomma dalla storia di questo teatro e tutto quello che c'è dietro a questa scatola magica, partirei un po' in maniera inaspettata chiedendovi qual è la prima suggestione, stando qui, a teatro anche vuoto, che vi viene in mente pensando al Festival di Sanremo o a tutto ciò che gira intorno all'Ariston. Cioè la prima cosa, salendo su questo palco, che vi viene in mente, qual è? Allora è facile dire ovviamente emozione, suggestione, perché è un palco che fa tremare le gambe a tutti quanti. Io parlo di sorpresa in realtà, perché sono un sanremese, sono nato a Sanremo, si può dire che e all'Ariston e al festival ci sono un po' nato dentro, perché pochi lo sanno, ma i sanremesi fino a qualche tempo fa avevano la fortuna di poter assistere liberamente alle prove del festival. Io ricordo mia mamma che mi portava da bambino a guardare le prove del festival, fino a esaurimento posti ci si poteva sedere e sentire le prove del festival. Mai avrei immaginato allora che poi sarei finito a lavorare all'Ariston e al festival. Quello che è sorprendente è veramente la grande emozione, la grande suggestione, la grande attenzione che questo palcoscenico, questa manifestazione continuano a creare nella gente, e persino un sanremese che ha la fortuna di lavorare qui e lavorare dentro il festival non smette mai di meravigliarsi, perché qui veramente è successo di tutto e di più, e continua a succedere con grande emozione e magia. E chi meglio di voi può raccontare insomma tutto quello che è successo non solo sul palco ma dietro le quinte e attorno a tutto questo fenomeno? Guarda, la domanda che hai fatto è importantissima per un motivo, che il silenzio di cui tu parlavi o dell'emozione io lo ricordo nel momento del Covid, perché adesso noi ci siamo dimenticati che cos'era il Covid e che cosa rappresentava quel momento di follia e di terrore. Ma quando è iniziato il festival con la sala vuota, così praticamente, esattamente, con Amadeus e Fiorello sul palco e l'orchestra, e loro hanno annunciato l'apertura del festival, c'è stato questo silenzio. Allora, questo era il silenzio del pubblico che non c'era, e si è visto proprio la mancanza di quello che era la carica di energia che il pubblico dà. È stato uno smarrimento di pochi secondi, ma ha fatto capire come, diciamo, un teatro sia fatto di emozioni, passioni, energie, fatica, dolori, contrasti, e tutto questo seduto nell'ultima fila e guardando la platea vuota e tutte le sedie dà un senso di soddisfazione per quello che è lo spettacolo, quando tu senti la gente applaudire, quando vedi gli spettatori che sorridono oppure che protestano anche per un qualche cosa che succede sul palco. Ecco, quello che è importante in questo momento è che i teatri hanno assunto, diciamo, un ruolo centrale in quello che è lo sviluppo di un paese e, diciamo, soprattutto il progresso di un paese. Se ci si incontra, se ci si confronta, se il palcoscenico diventa un momento creativo, forse le bombe, invece che buttare morte e distruzione, potrebbero buttare e creare sorriso. Ecco, il teatro in tutti i casi, anche quando è un teatro di provocazione o che dà da pensare, crea un sorriso, quantomeno intellettuale. Ecco, tornando indietro invece, abbiamo detto anche nella nostra introduzione, 1977, primo Festival della canzone italiana, ma
vorrei chiederti come è partito tutto, no? Sappiamo che è un discorso familiare anche il vostro, e quindi ti farei raccontare un po' come tutto è partito e come l'hai vissuto tu. Innanzitutto porto anche i saluti di Elsa, la mia bassotta che è qui e che è, diciamo, un'ispiratrice. Poi eventualmente faremo vedere che cos'è che lei è la mia modella dei disegni, delle vignette che faccio. Li abbiamo qui davanti, abbiamo un po' di oggetti sul tavolo. Ma ne parleremo dopo, sono biglietti augurali. Tutto è nato, diciamo, lontano, sui campi d'Africa, perché Amilcare Rambaldi, che era un ufficiale dell'esercito italiano, insegnava ai somali a cantare. Era un esportatore di fiori, lavorava a Sanremo e aveva la passione della canzone. Quindi, finita la guerra, c'era il momento del rilancio e noi avevamo il Casinò di Sanremo, che naturalmente per avere un rilancio doveva attrarre le persone, divertirle e farle giocare. Quindi si erano immaginati di realizzare una serata di gala con una gara di canzoni per invitare il pubblico appunto a partecipare. E pensate che le giornate, e questo me lo ricordava sempre Luca, erano il lunedì, il martedì e il mercoledì. Quindi erano le giornate di minor afflusso, e questo per creare, quindi c'erano 3 cantanti sul palco accompagnati dall'orchestra che interpretavano varie canzoni, tavolini, cena, e poi veniva data una scheda e una matita per votare. Così, diciamo, questa idea era l'idea di Amilcare Rambaldi, che si era inventato il Festival della canzone italiana. La radio e la RAI attraverso la radio, il Comune attraverso il Casinò, sono i 2 primi soggetti che nel 1951 hanno iniziato questa avventura. Di lì si è andata avanti e diciamo che il discorso è stato lungo, perché poi il Casinò di Sanremo ha portato le canzoni che erano in italiano, in lingua straniera, Louis Armstrong, e poi sono nati personaggi, Milva, Mina, Celentano, Dalla. La storia della musica italiana. E andiamo avanti. Si è arrivati al 75. Nel 75 il comandante dei Vigili del Fuoco e gli ingegneri Inzaghi aveva dato delle prescrizioni da realizzare al Casinò perché dovesse essere la sala più funzionale e rispondente alla normativa dei locali di pubblico spettacolo. È stato trascorso un anno, non è stato fatto nulla e lui si è trovato, è uscito questo e l'ha raccontato anche nella Scatola Magica il libro, a non dormire la notte precedente la riunione della commissione, perché qualora non avesse verificato lo stato dei lavori di avanzamento per la realizzazione di quello che era stato prescritto, non poteva dare l'agibilità. E così fu. Non venne data l'agibilità e a 20 giorni dall'inizio del festival non c'era la sede. Pensarono all'Ariston, che era l'unico teatro agibile, e quindi venendo da mio padre chiesero se c'era la disponibilità, e la disponibilità fu data e concessa, e così nel 77 il Festival della Canzone approdò all'Ariston. Vi racconto un'altra cosa carinissima. In che giorno, in che periodo? Era fine gennaio. Fine gennaio e prima di Pera. Noi in ufficio abbiamo un libro che porta diciamo, tutti i locali con i film e gli spettacoli, l'incasso vicino, e io cercavo nel 77 quando è che fosse stato fatto il festival. Fate conto che adesso è 2 mesi, quindi uno gira una pagina. All'epoca sapevo che era breve, giravo gennaio e febbraio e non vedevo il festival. Dove era finito? Era finito che il festival era fatto negli ultimi 3 giorni di gennaio e i primi 3-4 di febbraio. Per cui qual era la conformazione della prima manifestazione? Lunedì montaggio, martedì montaggio e prove, mercoledì prove, giovedì, venerdì e sabato la manifestazione del festival, domenica mattina smontaggio, domenica pomeriggio alle 3 film. Quindi smontato alle 3 del pomeriggio. Semplicissimo. E quindi questo è stato il primo festival fatto all'Ariston. Che bello, raccontato poi così da vicino. Questo per dire che poi è l'idea... Sì, per come poi è cresciuta la manifestazione. L'idea che è vincente e tutto quello che è successo poi... Quindi un po' da una sorta di disagio
è nata un'opportunità, no? Possiamo dire così. Come la descrivereste voi? No? Come sempre, diciamo che da una mancanza le difficoltà acquisiscono l'ingegno, se c'è un colpo di un po' di polvere di fortuna, credo che si possa fare dei passi avanti in qualsiasi campo. Ti vedo che scalpiti, Luca, cosa volevi aggiungere? No, perché vai. Proprio nell'ottica di raccontare cosa è diventato il festival oggi, fa molto strano invece pensare che fosse fatto in maniera, potremmo definire quasi casereccia, organizzato in fretta e furia, fatto veloce. Pensate che dove siamo adesso noi, in quell'anno fecero una scenografia montata dagli operai del comune di Sanremo, quindi non da maestri scenografi che adesso cominciano mesi e mesi prima a studiare, no, in base alle esigenze televisive, come allestire questo palcoscenico, che è una scatola magica proprio perché ha la capacità di trasformarsi e di vestirsi a festa sempre differente. E poi fa molto ridere anche il fatto che si erano accorti che mancavano 60 metri di moquette quell'anno e non sapevano chi si li dovesse accollare, se la Rai, il Patron o addirittura l'Ariston. Insomma, questo per farvi capire la velocità con la quale hanno montato e hanno smontato. E come chicca ulteriore, il 77 era il primo festival a colori, lo condusse Mike Bongiorno, che in apertura di quell'edizione proprio annunciò la possibilità di vedere il festival, diceva lui, ricorderete, a colori. Ma pensate com'era l'attenzione sulla manifestazione allora. Nel 77 vincono gli Homo Sapiens con Bella da morire, i maggiori appassionati lo ricorderanno, ma quando Mike Bongiorno dà l'annuncio di quella vittoria, la Rai ha già staccato il collegamento. Quindi fa impressione pensare che una manifestazione nata quasi un po' per gioco al Casinò, trasferita al festival per un caso fortuito, all'Ariston per un caso fortuito, adesso è il centro dello spettacolo in Italia. E poi come sono andate le cose dal punto di vista del cambiamento strutturale, artistico dello show? Cioè ci sono dei punti salienti, delle innovazioni che riusciamo a Sì, guarda, io credo che questo poi ne parlerà anche bene Luca, però sostanzialmente il festival interpreta i valori fondamentali della vita, e la cosa che ha sempre caratterizzato il festival, che promette divertimento e sorriso e dà divertimento e sorriso, cosa che non è sempre così scontata. Il festival è una rappresentazione di quello che è il costume dell'Italia. Quindi nell'evoluzione del costume, di quello che sono i miti, la tecnologia e quant'altro, sono approdati al festival. Se voi verrete quest'anno vedrete che il fiore della tecnologia, quello che è la novità, sarà su questo palco, sia per la parte tecnica sia per la parte anche autorale, con naturalmente poi delle diciamo particolarità che sono carine. A fronte del computer, delle scalette che vengono fatte, la scaletta del festival viene fatta o veniva fatta, ecco, quindi mettendo, diciamo, su dei plexiglass, ogni plexiglass ha una serata, dei post-it con i nomi, e lo spostamento e l'articolazione della serata è fatta, diciamo, in maniera di collegata all'intelligenza naturale. L'intelligenza artificiale cioè non vorrebbe assolutamente fare una cosa di questo genere, ma siccome diciamo che l'intelligenza naturale ha ancora un suo perché, ecco che il festival ha anche, diciamo, queste interpretazioni, dall'ultimo della tecnologia al sapore di quello che sono poi i sapori della vita. No, lui in maniera molto, molto modesta, come sempre, non lo sottolinea, ci tengo a farlo io, la famiglia Vacchino, al di là del fatto che tratta veramente l'Ariston come un membro di famiglia, se non di più, forse è veramente il membro originario da cui nasce tutto, poi fa moltissimi lavori, anticipa quelle che sono le esigenze in realtà. Ne parlavamo anche a microfoni spenti, infatti. Perché la lungimiranza è quella, cioè la manifestazione, chiaramente il festival ha una crescita che è folle. Adesso facendo una cronistoria velocissima, dagli anni 80 in avanti c'è stato un boom clamoroso a livello, insomma, di ospiti, nomi in gara, i look sono cambiati, esplosi in maniera evidente, è esplosa anche la comunicazione, no? Se prima la sala stampa del festival era collocata nella sala Cinema Ritz, che è sotto di noi, con la famosa guerra dei gettoni, perché i giornalisti all'epoca chiamavano da un telefono a gettoni e dettavano i pezzi in redazione, quindi chi aveva la testata più importante, che aveva più gettoni, stava più tempo al telefono, aveva più chance di uscire. Quando è stato evidente che la comunicazione non bastava più, in quel momento la famiglia Vacchino ha costruito sopra di noi l'Ariston Roof, che è diventata la sede della sala stampa attuale, dando la possibilità agli oltre 1000 professionisti accreditati di raccontare il festival in tempo reale, carta stampata, poi è arrivato l'online, sono arrivati i social, quindi la trasformazione di Sanremo in un totale villaggio globale è stata dovuta, diciamo, anche alla lungimiranza di chi è la proprietaria dell'arte. Tradizione e innovazione, dai. Che è il segreto probabilmente del festival, è anche il segreto di una longevità
senza pari, stiamo per celebrare la 75esima edizione. Ne parlavamo prima e ci terrei insomma a soffermarmi su questa cosa, il fatto che vengono da tutto il mondo, sono venuti in passato anche da tutto il mondo, per guardare da vicino lo show e prenderlo come modello di riferimento, no? Diteci un po' di più su questo perché è molto interessante. Noi abbiamo avuto anche proprio dei riscontri che nella visione durante la settimana vengono quelli che sono gli istituti, gli enti televisivi più importanti, dalla BBC in su e in giù. Questa è una cosa che non tutti sanno. Per vedere il modello Sanremo come funziona. Rimangono stupefatti dall'architettura di comunicazione, perché in questa struttura non sappiamo neppure noi quanti sono gli enti e le emittenti che riprendono o via radio o via web o via video televisivo eccetera, perché è una concentrazione di fuoco di comunicazione impossibile. Pensate che i giornalisti stanno una settimana sostanzialmente in sala stampa e loro scrivono pezzi a tutto giorno senza notizie. Perché se poi tu guardi sostanzialmente la notizia, adesso sto ovviamente scherzando, ma viene talmente amplificata che è l'amplificazione la notizia. Non è più la notizia. Ecco, in questo gioco, no, di araba fenice, ecco che gli spazi non ci bastano mai, quindi continua anche il discorso. Abbiamo acquisito anche un fabbricato qua vicino, sono 5 piani che l'abbiamo attaccato al palcoscenico, dove sono stati trasferiti gli uffici, una parte del backstage del teatro, una parte a crediti e poi tutta la parte autorale dove si concentrano proprio le menti e tutti gli uffici, produzione, segreteria e quant'altro, perché la macchina è complicatissima. Sembra semplice, ma per dire, un cantante può venire da solo o magari si riporta il coro, la banda eccetera, e sono 60 persone. Ecco, quindi è un spettacolo tutto dal vivo. E quindi, no, dico portare eventualmente anche per un artista solo. Ricordo Antonio Ricci quando ci raccontava ai tempi della riserva indiana che lui era uno dei partecipanti del gruppo della riserva, e per fare quelle che erano delle immagini aveva un grosso berretto o un grosso cilindro, e dentro il cilindro era alloggiata una camera che poteva riprendere quello che succedeva sul palco. Quindi sono cose che risalgono a tantissimo tempo, ma il gioco dello spettacolo dentro lo spettacolo è come un antesignano di quello che è il gioco del telefonino, la ripresa, la vita reale, la vita virtuale, quindi backstage e altre cose. E in questo mi viene in mente, salto di palo in frasca, Edoardo Mecca, che saluto, perché con l'Ariston Comic Selfie lui ha fatto proprio sia il conduttore, spumeggiante ed esplosivo, e poi era stato relegato al backstage perché era troppo spumeggiante ed esplosivo, e quindi gli avevamo dato, adesso sto ovviamente scherzando, la gestione del backstage, perché era per una nostra manifestazione, che poi se volete ne parliamo, un momento di ripresa nella ripresa, perché era fatto con i telefonini, camere normali, telefonini, fatta da noi. Ogni concorrente aveva un suo cellulare e poteva interferire e mandare i suoi, quindi era un integrato, e quindi che era una cosa esplosiva sia nell'idea sia nelle parole che nelle performance. Io posso, se volete, dare un po' 2 highlights della frenesia festivaliera, no? Nei camerini c'è un mondo, un microcosmo, un macrocosmo. Pensate solo nelle ultime edizioni, le serate delle cover ci hanno portato ad avere in palcoscenico in quelle serate anche più di 200 artisti che si avvicendano a una velocità folle come scaletta, e quindi anche nei camerini queste persone vanno ovviamente collocate. Molte volte i camerini vengono anche proprio svuotati da un momento all'altro, sono prenotati per ore, poi c'è un turnover folle lì dentro, poi magari si vedono molto anche le stories, no, dei vari artisti, dei vari entourage che all'interno dei
camerini raccontano e fanno. Invece lato sala stampa, per tornare al discorso dell'internazionalità e dell'estero, ci sono molte emittenti estere, anche dal Canada, dagli Stati Uniti, che si collegano dalla sala stampa, raccontano il festival agli italiani che sono là, e abbiamo notato questo sentimento di nazional popolare, di orgoglio italiano. Sanremo è l'orgoglio italiano anche all'estero, come potrebbe essere un po' la nazionale di calcio, è qualcosa che affratella un po' tutti e li fa sentire italiani anche se sono a chilometri e chilometri di distanza. E questa cosa qua è un'altra cosa che fa molto impressione, insieme a quello che dicevamo appunto prima, che anche e soprattutto dall'Eurovision Song Contest di Torino in poi l'attenzione internazionale verso il festival, che c'è sempre stata, è aumentata di più, ma proprio a livello di attenzione sul format. 5 serate in diretta per tutte quel monte ore di diretta, con registri linguistici, tantissimi ospiti. Come si fa a condire un menù del genere? Ecco che dall'estero proprio tutti quanti all'estero non capiscono come sia possibile che ci sia una manifestazione di questo genere, ma anche lato artistico. Questo è un record. È un record, è un unicum. Pensiamo a 5 serate in diretta sulla rete nazionale di un paese, non esiste. Come se la notte degli Oscar andasse in scena per 5 notti di fila, non è Per tutto questo tempo. tutto questo tempo, non è pensabile. Quindi anche gli ospiti, i grandi cantanti stranieri che si confrontano con i loro colleghi dicono: ma com'è possibile che voi andiate per 5 sere di fila a cantare la stessa cosa? Succede solo qui. Ecco, pensando però al primo festival 1977, fatto in maniera casereccia, come abbiamo detto, insomma, nato anche un po' per casualità, rispetto alla durata dello spettacolo, anche quello com'è cambiato e perché? Cioè si è dilatato così tanto, immagino. Beh, i motivi sono tanti. Prima perché il festival poi ha interpretato anche altre motivazioni, quello di diventare uno show, non soltanto un festival, per cui gli ingredienti erano talmente tanti che si è allungato il tempo. Secondo, anche perché l'allungamento del tempo porta a dati di audience più favorevoli per i meccanismi che voi conoscete e che sono anche una seconda motivazione. E la terza è proprio dovuta al fatto che c'è il piacere di un racconto che sia un'eccezionalità rispetto alle altre trasmissioni. E praticamente tu inizi 8:30, 8:35 e arrivi alle 2:20, 2:15 non stop, dove l'unico tempo stop è quello degli spot, che ovviamente gli intervalli sono da 3 a 5 minuti, quando li sommi poi hanno anche una loro importanza per la durata della manifestazione, perché alla fine poi sono i 45 o i 50 minuti di intervalli pubblicitari che ti fanno prendere fiato e diciamo interrompono quello che è il racconto, dove in certi momenti l'interruzione è positiva, in altri magari fa riprendere, diciamo, il discorso con una maggiore fatica, però diciamo l'unicum è questo, anche perché diciamo, le sponsorizzazioni che vengono diciamo, realizzate con questa manifestazione, creda che anche questo sia un record per la RAI, l'ammontare e naturalmente la durata delle manifestazioni. E poi la cosa più fondamentale è l'evoluzione che ha avuto il festival ultimamente, che da Ariston centrico è diventato diffuso, quindi ci sono i palchi in Piazza Colombo, il Suzuki, il palco sul mare, Santa Tecla, la strada, i siparietti, quindi tutto questo fa sì che ci sia la necessità di più tempi, perché tutte queste cose hanno anche loro una loro vita e non può essere compressa. La città di Sanremo in quella settimana, cioè per chi Beh, io per chi non c'è mai stato invito a venire a vedere, se poi anche la difficilissima caccia al biglietto non dovesse andare a buon fine, però si respira un'atmosfera che è frizzantissima, tra appunto tutto quello che dicevamo intorno all'Ariston, le persone che si stipano davanti alle transenne. Ai tempi guardavano il terrazzino di Mollica, ricorderete i collegamenti del TG1, Mollica si affacciava e ci diceva sempre che dalla reazione che trovava sotto il pubblico capiva già il termometro di quel festival, se sarebbe andato bene o meno. Ma si vive un'atmosfera di euforia totale, la nave da crociera in rada che è veramente enorme e impressionante, i fuochi d'artificio
ufficio, radio sparpagliate in ogni dove, c'è musica ovunque, arrivano personaggi da tutta Italia, più o meno probabili, ma anche quello fa parte, diciamo, del carnevale che è diventato il Festival di Sanremo. È stato fatto un gran lavoro da quel punto di vista e anche tutta quanta la città vive un'atmosfera che è veramente magica e difficilmente replicabile. Vi chiedo qual è stato il Festival di Sanremo più memorabile dal vostro punto di vista e quello invece più complesso dal punto di vista della gestione, sempre Lo stesso, lato vostro. quello del Covid. Secondo me è stato un avvenimento storico, primo, per la volontà di farlo, perché c'erano le forze contrarie e le forze a favore. Quindi il fare il festival in un momento di una tragedia di massa sembrava che questo spettacolo di leggerezza fosse anacronistico di fronte alla tragedia. Altri che dicevano, siccome le persone sono segregate in casa, diamogli un motivo di letizia e facciamo. La complessità è stata nel non avere il pubblico, ma ad avere il virus che non lo vedi e non sai dove sia ed è un pubblico invisibile che c'è. Per cui noi eravamo in una bolla in teatro, ogni 3 giorni eravamo diciamo, controllati, tamponati e diciamo che praticamente le persone stavano a 1,5 metri di distanza dagli orchestrali a quelli che erano cantanti, professionisti, eccetera, e questa era una distanza non solo fisica, ma una distanza che in certi casi diventava una diffidenza e una paura di avere un contagio che impedisse poi di essere presenti sul posto di lavoro. Tante volte abbiamo pensato, dice, se si ammala Amadeus e si prende il virus, che succede? Ovviamente questo era una cosa che tutti pensavano, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dire. Tutti l'hanno pensata. No? Voglio dire, c'è il conduttore, non c'è, si ammala, non è che può venire diciamo, con la sciarpetta e no. Dire benissimo, conduco lo stesso. Fortunatamente per il festival questo non è accaduto e anche diciamo, che non ci sono state intrusioni da parte del virus. Quindi questa è la difficoltà, è stato realizzato lo spettacolo e per finire quando tu rischi, perché questo era un rischio, la Dea Bendata ti aiuta e ti premia. Quindi i Måneskin hanno avuto successo in giro per il mondo, il nome di Sanremo, del festival, dell'Ariston ha avuto diciamo, un lancio straordinario, hanno visto l'Eurosong Festival, sono andati a Torino ed ecco che è nato dall'edizione che io trovo più difficile perché il pubblico era semplicemente o l'orchestra che doveva interpretare il doppio ruolo, quella del pubblico e quindi dare il calore del pubblico, oltre che quello delle note. Edizione con Amadeus e Fiorello. L'edizione è quella di Amadeus e Fiorello. Che uno dice tutti a casa col Covid, sono tutti attaccati alla TV, invece parlavamo prima del fatto che le prime 2 serate non sono andate così bene, forse proprio per questo sentimento contrastante. C'erano state settimane di polemiche molto roventi per quello che raccontava Walter precedentemente. Il ministro Franceschini, allora ministro della Cultura, decretò che essendo l'Ariston un teatro e i teatri erano chiusi non ci potesse essere il pubblico in sala, poi è stato sostituito da quei palloncini che alcuni di voi insomma ricorderanno in maniera molto... È una delle foto che abbiamo selezionato, ma questa la possiamo perché comunque spoilerare. fa parte anche quello del racconto del festival, ma del racconto dell'Italia. Pensate un po' che anche nel momento più buio della nostra storia recente, comunque in assoluto nel 2021, Sanremo e l'Ariston, il festival, erano l'unico riflettore acceso, hanno continuato a raccontare la nostra storia anche in quel momento lì. Le prime puntate forse sono partite così proprio per quel sentimento di diffidenza, poi ha avuto il sopravvento quell'effetto leggerezza di cui il paese forse nemmeno sentiva fino in fondo di sapere quanto avesse bisogno. Quando sono partite quelle note di musica leggerissima, poi l'energia dei Måneskin, io questo ricordo pazzesco perché nemmeno noi addetti ai lavori potevamo entrare in sala fisicamente quelle sere e da fuori sentivamo le urla dei Måneskin, ragazzi giovanissimi, felicissimi di aver vinto il Festival di Sanremo e poi dopo è successo tutto quello che è successo. Però sì, è stata molto difficile, molto pesante, anche uscire dal teatro a notte fonda o entrare quando di fuori c'è l'assedio e invece era tutto vuoto, è stato un momento veramente impressionante. Per questo che io dico sempre, prima chiedevi no, qual è una edizione a cui poi si può essere legati in positivo, quella del 2022 che è stato un po' il festival della rinascita della gioia, abbiamo potuto riaccogliere le persone e io ricordo
momento proprio nitidissimo c'è stato il medley di Cremonini quell'anno, quando è partita 50 Special e si sono alzati tutti quanti in piedi a ballare, anche se avevano le mascherine, anche se non potevano portarsi da bere in sala. Ho avuto proprio quel pensiero che ho detto, per la prima volta ho pensato, ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati. Siamo tornati. E per l'Ariston è stato importante lanciare questo messaggio di controtendenza che siamo stati i primi a fare di nuovo uno spettacolo dal vivo, ecco, quindi diciamo in questo momento tragico. Ecco, prima parlavamo degli spot che danno la pausa, no, alla manifestazione e quindi danno un po' di respiro anche ai conduttori. Come vengono gestiti quei 3-4 minuti dai conduttori, dai direttori artistici per prendere fiato, ma poi immagino per dare indicazioni? Cioè, cosa avviene dietro le quinte durante gli spot? Normalmente diciamo sono la talmente cosa anche brevi, più epica. Sono talmente brevi che il conduttore rimane sempre sul palco, Okay. non rimane in scena, ma va dietro le quinte, beve qualcosa, si parla eventualmente su qualche correzione e altre cose, ma è come essere, non c'è come nel teatro classico i 15 minuti che tu riesci ad andare in camerino e a rilassarti un attimo. Qui ti rilassi quando è finita, ecco, quindi anche per poco, perché poi comincia subito la conferenza stampa del mattino, quindi diciamo dopo poche ore sei Quando di è nuovo... finito proprio il festival ti rilassi Sì, forse. sì. No, perché la difficoltà poi è quella della diretta, continua, quindi cioè, non puoi mai staccare veramente, e la scaletta che sì, viene fatta con i post-it, viene stampata, ma poi è suscettibile di cambiamenti in corsa. Ci raccontava Pippo Balistreri, storico direttore di palco del festival, che tra l'altro è tra quelli che placcava, diciamo, per primo i tentativi di intrusione sul palcoscenico. Alcune serate si può arrivare anche oltre 25-30 cambi di scaletta, quindi capite bene che è una rincorsa continua e tutto può succedere da un momento all'altro. Dai vari Bugo e Morgan, insomma, insegnano che l'estemporaneità è anche il sale del festival. Ecco, io da presentatore nel mio piccolo posso capire davvero la tensione anche emotiva che ci può essere. Direi che siamo insomma nella parte legata un po' agli aneddoti, poi andiamo avanti nella nostra chiacchierata. Allora facciamo questo gioco, vi dico scegliete voi in base a quello che esce fuori. Il tema? Vai, Allora, esatto. mi piace questa carta Questa qui. qua. Vediamo. Ah, Vediamo cosa ha pescato Walter. Scegli tu, cosa scegli tu. trovo io, prendiamo questa, vediamo un po'. Ah. A voi. Comincia Chi vuole Walter iniziare? per questioni di, allora, e qui, di Cosa hai santità. pescato? no, qui ci vogliono... quante volte tornate qui a Sanremo? Perché questa è la foto che è uscita. Ecco, quindi, Pippo di Baudi. Pippo è un maestro, un cerimoniere, rappresenta diciamo, la televisione italiana per quello che ha fatto. Quindi lui quando è entrato al festival ha preso un festival che era in fase di rianimazione e quindi lui è stato bravo a ridargli diciamo, la forza e l'energia nell'arco di un certo periodo e riportarlo di nuovo al successo, perché la parte del 68 aveva dato motivazioni che la leggerezza delle canzoni non aveva nulla a che vedere con quello che erano i veri principi della vita, quindi il ripristino di quello che era la socialità, il ridare, diciamo, senza usare la parola lotta di classe, diciamo, valori veri a chi lavorava in una certa maniera e a chi lavorava in un'altra, quindi c'era questo senso politico che la canzonetta non poteva, cosa non vera, perché ricordo che su questo palco c'era il fatto di avere il festival, ma anche la rassegna della canzone d'autore, che mi ricollego ad Amilcare Rambaldi, che ne avevamo parlato prima, nel momento del 68, con la tragedia Tenco, lui si è sentito in dovere di poter dare un palcoscenico alla canzone diversa, alla canzone d'autore, alla canzone politica, alla canzone che avesse un significato più importante, e posso dire che sono stato presente nel momento in cui lui era arrivato ed era con mio padre nell'ingresso sulle poltroncine rosse, e gli diceva: io ho questo desiderio di poter fare una rassegna che dia uno spazio diciamo, a questi artisti. E mio padre ha detto: che problema c'è? Vieni qua all'Ariston. E così nel 72 si è incominciato con un primo concerto e poi nel 74 ha incominciato la canzone d'autore a essere regolarmente rappresentata tutti gli anni qui, con momenti epici anche lì di
da Tom Waits a Chevalier a Mitchell, di tutto, cioè non saprei dire chi è. Frank Sinatra non è mai venuto, ecco così. Ecco, Abbiamo trovato. Per il resto credo che siano venuti quasi tutti. Che persona è? Allora, Anche perché tu li hai conosciuti davvero. Pippo è una persona straordinaria, ha un occhio per tutto e lui non è solo il direttore artistico, è il direttore perché sia nel vedere quello che era il programma, sia nell'assistere sempre a tutte le prove. Io ricordo che dava consigli anche agli artisti su come riarrangiare musicalmente il pezzo, facendo delle variazioni e facendogliele fare anche al piano e modificare anche la parte musicale secondo quello che era una sua sensibilità. Poi aveva... Grande supervisione, quindi sì, su tutto. Quindi lui poi per quanto riguarda sia l'impianto scenografico, l'entrata, l'uscita, gli ospiti, quindi era la valutazione, la creazione del programma a 360 gradi, la comunicazione all'esterno sia con la stampa e sia con quello che erano i media per poter far capire il valore. E nella presentazione degli artisti ovviamente era lui talmente preso che interpretava già lui le parole degli artisti e le diceva, diciamo, al loro posto, lasciando, al contrario di Amadeus, minor spazio temporale all'artista, anche perché lui aveva già detto quello che doveva dire l'artista. Questo per dire l'entusiasmo, mentre invece Amadeus, dava semplicemente l'imbeccata e poi l'artista riusciva a dare una sua espressione di quello che poteva essere la comunicazione dei suoi sentimenti, delle altre cose. Per cui poi c'era un rapporto di, chiamiamola, confidenza e stima che poi si è trasformato in affetto, ecco, quindi perché insomma anche con Pippo non so quante decine d'anni che ci conosciamo in tutte le varie situazioni, perché lui ha attraversato proprio decenni di festival, dal rilancio poi a quelle che sono state anche le prove nel 2000 e passa. Ecco, quindi bello. Gran personaggio. Magari lo ritroviamo, lo ripeschiamo in altre card, non lo so, vediamo. Tu cosa hai pescato? Io ho pescato un momento molto rilassato delle ultime edizioni. Attenzione! Prima parlavo di Bugo e Morgan, questo è stato un altro momento abbastanza caldo. Beh, questo è recente. Negli ultimi anni, oltretutto molto, molto recente. E un momento chiaramente dove i Fiori di Sanremo sono stati sulla bocca di tutti di nuovo, ma per motivi diversi, no? Una pagina nella quale, io dico sempre, poi la cosa più elegante è stata l'immagine di Gianni Morandi con la scopa per pulire, la scopa che peraltro è nei nostri uffici, c'è un cartello con scritto non usare, perché insomma poi ci rimangono anche dei cimeli, no? I cartellini con cui vengono annunciati i cantanti, qua diciamo che abbiamo la fortuna di raccogliere un po' di cose e l'anno scorso è rimasta la scatola di Angelina Mango che era stata dimenticata, l'ha trovata Walter. Ma riusciamo a recuperare la scopa e portarla qua? Si può fare, sì, no, non diciamo mai di no. Su questo cosa possiamo dire? Che cosa vi viene in mente? Cioè la prima cosa che vi viene in mente pensando a quella scena? La prima cosa che viene in mente è stata insomma un'immagine brutta nei confronti A del palco che ospita uno spettacolo di quel genere, B verso il lavoro comunque di persone che hanno creato un allestimento di questo genere. Poi, come anche da videoclip, un atto contro le rose anche da scaletta era previsto. Quello che lascia un po' di suspense, forse Walter lo può sapere meglio di me, insomma, è che lui a pochi minuti da quell'esibizione ha ricevuto una telefonata dove gli chiedevano di potenziare il comparto pulizie. Walter, tu hai ricevuto una chiamata? Sì, perché c'erano delle persone, quindi, però questo secondo me non ha nulla a che fare con l'eccesso. Era per scaletta che lui doveva avere un certo comportamento. Poi secondo me cosa è successo? Più che altro c'era una grossa quantità una grande quantità di rose, quindi a siamo prescindere sempre nel discorso perché, di comprare il pacco. Questa reazione, perché lui durante il pezzo non riusciva ad ascoltare in cuffia bene quello che allora si è innervosito e nel momento di dover interpretare la distruzione è esplosa questa sua rabbia di non aver potuto fare ed è andato oltre. Quindi diciamo che
che quello che è stato un'esplosione di rabbia per non aver potuto interpretare il pezzo come voleva per un, diciamo, un problema tecnico che si è innestato su quello che poteva essere, diciamo, il racconto pensato. Ma ci sono stati. Per cui si è visto proprio una specie di cattiveria che non era, diciamo, quella necessaria. Ma in Però quel questo momento... fa parte di quello che sono la veridicità della diretta, cioè il bello della diretta, Imprevedibilità, in questo caso il brutto della diretta, ecco, quindi di questa reazione. Però io non voglio condannare il gesto, io voglio sottolineare il fatto che sia in diretta, il fatto che fosse un brutto gesto ma un gesto vero. Ecco, quello che è interessante soprattutto nella televisione e quello che viene fatto in diretta, che la verità sia vicina a quello che tu vuoi comunicare, perché è così. Ed è non controvertibile e non è costruibile, o perlomeno può essere costruito il discorso a monte, però l'interpretazione è quella ed è quello il momento. Io lavoro in radio, è un po' quello che dico, che è diretta, quindi dico che è un linguaggio dove c'è tanta verità. Vorrei che Andrea venisse tra di noi, perché così, siccome lui è soprannominato il maestro, dalla regia, vieni, il momento... dalla regia, quindi vorrei che è tutto in diretta, tu parlassi, diciamo, direttamente, perché lui è una parte della genialità e della magia dell'Ariston. Guarda, basta che ti avvicini qui. E questa per lui non è una scopa, no? Ma è una bacchetta magica con la quale potrà far uscire qualsiasi cosa. Vuoi sapere qualche cosa? Fai uscire, dai che te la faccio, dai, di che cos'è? Fai qui, ed ecco la medaglia di Alfredo Nobel che è stato celebrato il 10 di dicembre su questo palco. Ricordoci, nel maggio dell'83 c'erano 32 premi Nobel per una manifestazione, il Nobel Day, che parlavano di scienza e di guerra, e quindi tutti gli anni, il 10, ricordo per chi non lo sappia, Sanremo ha una villa Nobel, dove Nobel ha vissuto e veniva, diciamo, a lavorare, quindi non in vacanza, a perfezionare quello che erano le sue creature, e quindi noi abbiamo questa fortuna di avere questa liaison diretta con Stoccolma, con la fondazione, ecco, e questo è stato uno dei nostri, diciamo, ecco, è arrivata la scatola. Qui sta arrivando di tutto, abbiamo i gadget. Fa parte, lui è più teatro, e quindi, diciamo, la sua magia Luciano, apra la scatola, già che è qui, faccia vedere un colpo di teatro. Ecco, questa è una copia identica di quella che era la famosa scatola. Sono emozionato. Che Angelina ha scordato nell'emozione della vittoria, nella concitazione degli attimi. E che è stato oggetto di culto per una quindicina di giorni, finché alla fine gliel'abbiamo rispedita, dico, prenditela. C'è stato un momento, chi l'ha visto, ecco, poi dopo fortunatamente la storia è andata a finire bene, anche lì si è potuta ricongiungere la scatola col suo premio, la statuina d'oro meritata. Bene. Quanti reperti abbiamo? Andiamo lì dietro. Eccomi. Oltre a voi due. È un reperto semivivente. Da qualche parte ci deve essere il trasformatore utilizzato per i fondi Madonna, perché nel 95, quando viene al festival, Madonna, superstar assoluta ancora adesso, ma immaginiamo ancora di più all'epoca, non accettava di utilizzare altri fond che non fossero i suoi importati dagli Stati Uniti, portati direttamente dal suo entourage, solo che c'era un problema di voltaggio ovviamente tra Stati Uniti, Europa e Italia, e quindi per permettere a Madonna di utilizzare quei fond, il dottor Vacchino ha comprato un trasformatore, e così Madonna ha potuto farsi la sua concerto con i suoi fond e andare in scena felicemente quella sera. Ma invece, parlando di artisti, adesso abbiamo nominato Madonna, Blanco, in generale, insomma, tutti quelli che stiamo menzionando, l'artista che vi ha colpito di più, anche magari sulla preparazione, dietro le quinte, o in generale sul palco, umanamente, chi vi viene in mente? Ce ne sono tantissimi. immagini. Il primo file che mi viene in mente è Benigni. Benigni è nato qui, diciamo, con il Club Tenco tantissimo tempo fa, e quindi quando veniva era un artista pressoché conosciuto soltanto dalle radio toscane per, ad esempio, uno dei suoi pezzi fondamentali è l'inno alla sciolta, ecco, quindi che voi sapete che cos'è, che rappresentò su questo palco. Poi nelle evoluzioni è, diciamo, cresciuto e ha avuto, diciamo, la possibilità di venire qui rappresentando se stesso, non soltanto nel Club Tenco, ma anche per spettacoli che ha fatto. Ma vorrei ricordare la venuta di Benigni
a cavallo, quando si è presentato a cavallo nella platea, e soprattutto il pomeriggio che si è chiuso nel camerino, e racconto, diciamo, che questo suo momento di riflessione ha scritto di proprio pugno tutti i testi che avrebbe poi raccontato nella serata. Quindi, diciamo, una concentrazione, una creazione con una scrittura che poi, avendo delle dote diaboliche di memoria e di capacità... Beh, li ricordiamo tutti, i monologhi. Non ha avuto il tempo di provare, l'ha provato direttamente in scena sul cavallo. Quindi questa sua entrata trionfale a cavallo, con questa sua ironia, è un cavallo che rappresenta che cosa? Il potere. E se devo dire, anche quando c'erano le cariche a cavallo, sia nei momenti di guerra e sia nei momenti non di guerra nelle città, quindi per repressione di quelli che potevano essere moti popolari, ecco che il cavallo rappresenta una differenza, oltre che l'eleganza che ha nel correre e nel saltare gli ostacoli. Quindi è stata una cosa molto emblematica e molto importante anche per un teatro. Tu, Luca? Come artisti sarebbe facile dirti che comunque da tutti quanti c'è qualcosa che tu puoi vedere, che puoi trarre, perché poi li vediamo anche quanto sono emozionati, quanto siano consapevoli di che cosa voglia dire essere qui. Io ho la fortuna di intervistare la maggior parte di loro e tutti quanti mi dicono la stessa cosa, che trovano grande accoglienza, grande ospitalità, ma soprattutto essere su questo palcoscenico ti dà un'energia diversa, e c'è quel piccolo timore riverenziale di fondo che li mette in difficoltà. La paura di sbagliare. Paura di sbagliare. Mi ha raccontato Gianni Morandi, proprio a margine di un'intervista, di quando era venuto in gara, tornato, come vi ricorderete, Stai andando forte, no? Che fece molto bene quel festival, e mi disse: io ero lì che stavo per entrare in scena, Amadeus mi stava per annunciare, ero su quella scala del festival di nuovo, dopo tanti anni, avevo l'età che avevo, e mi sono detto in quel momento: ma chi me l'ha fatto fare di tornare qui? Poi invece è stato un successo straordinario. Io mi sono molto emozionato nel vedere la sua viva felicità di essere presente al Festival di Sanremo, il riconoscere anche la storicità dell'essere al festival, al di là del legame che ha con la manifestazione, con l'Ariston, vedere ancora quel vivo entusiasmo da chi ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo in tutta la vita, ed essere ancora qui e vedere quel valore aggiunto è un qualcosa che probabilmente spiega da sola l'importanza di questa manifestazione. Poi una cosa che invidio molto invece a Carlo Conti è la serenità con la quale approccia tutto quanto. Io sono sempre stregato quando ho la fortuna di vedere le prove dei conduttori, anche mi piacciono molto, e vedere anche lì, come un po' forse sulla scena di Baudio, lo stesso Amadeus, l'attenzione veramente al dettaglio, nulla e proprio nulla è mai lasciato al caso. No, stavo guardando, sempre preso dal vostro libro, delle citazioni, per esempio di Gianni Morandi: Sanremo è l'unica vetrina in Italia che ti apre al mondo, l'unica vetrina dove, se hai il pezzo giusto, arrivi dappertutto, passare dall'Ariston ti dà un qualcosa che non è paragonabile a tutto il resto. Quante canzoni, quanti artisti sono nati su questo palcoscenico. Che hanno preso il volo, no? L'elenco è sterminato. Il volo. Il volo stesso. Perché il volo, ricordiamoceli che sono venuti qui, Ti lascio una canzone, quando erano dei bambini, quasi ragazzini. È vero, l'avevano raccontato. E quindi loro sostanzialmente sono venuti nella fase di apprendistato, di studio, e poi sono riusciti a vincere la manifestazione principe del teatro. Quindi. Dai, visto che siamo ancora in argomento aneddoti, peschiamo un'altra carta, così andiamo avanti nei racconti. Hai sbirciato? No. Non si bara, non vale barare. Vediamo qua, cosa abbiamo? La reazione, intanto reazione. Mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere. Attenzione. No, visto, qua, questa è storia popolare recente. Da che punto del palco l'ha fatto? No, eravamo un po' più avanti perché poi chiaramente la scenografia, l'allestimento, però la fuga effettivamente è qua dalle nostre parti. Bugo si è imboscato da quelle parti e insomma è stato un momento... Allora, se è stato costruito lo accetto e mi sta bene. Nel senso, perché nello spettacolo possono essere costruiti dei momenti che sono anche particolari. Quando secondo me arriva il dubbio del è costruito o no, comunque sei arrivato, no? Sì. E secondo, se due professionisti che devono cantare un pezzo insieme hanno questo tipo di rapporto, ci pensino un po' prima di entrare in scena, quindi, e invece di farsi i dispetti in scena, perché di tale credo che si possa riassumere, diciamo, il fatto, che nell'armonia di quello che è una coppia, scoppiare la coppia in scena
ci sta come spettacolo, perché ovviamente fa parte dello spettacolo e di quello che avveniva nei festival da sempre, perché ricordiamo le scenate di Claudio Villa, eccetera, quant'altro, quindi tanto per andare un po' indietro nei tempi. E dall'altra parte dire che non c'era rispetto per il pubblico, sono tutte cose talmente chiare che sono due artisti, hanno voluto farlo, l'hanno fatto. Va bene. Io sono curioso del dietro le quinte, cioè della sala stampa, dei vari manager, etichette discografiche, cioè È un del alveare. direttore artistico, il conduttore, cosa succede? È un alveare di professionalità che si incontrano, tutto anche lì frenetico, live, con imprevisti continui, ma può succedere a qualunque. Succede anche che a volte si vince il festival, non pensano di averlo vinto e si è già a cena al ristorante. Gli Avion Travel lo appresero dalla televisione di aver vinto il festival e tornarono in fretta e furia qui a esibirsi. Quindi succede tutto, perché anche lì è sempre live, è sempre in tempo reale. Quel caso lì di fuga è stato effettivamente, ha lasciato tutti quanti di sasso, non sapevano che cosa. Tra l'altro è stato l'unico, finora, unico caso di squalifica per abbandono durante l'esibizione da parte dell'artista, perché effettivamente l'esibizione non è stata portata a termine, è stato l'unico caso. Ah, vedi. Cartellino rosso. Tu cosa hai pescato? Io ho pescato un momento, anche questo abbastanza cult, credo fosse il festival del 92 con Baudo, e l'entrata di Cavallo Pazzo, sì. che entrò in diretta, fece irruzione dicendo: questo festival è truccato, lo vince Fausto Leali. E qua vedete Baudo che in maniera meno urbana, diciamo, di quanto Fiorello invece con Savoir Faire fece disinnescò un altro tentativo di intrusione, che qua praticamente proprio lo caccia via, lo placcano. Anche lì il direttore di palco poi era arrivato a cacciarlo, ma Baudo si è reso grande protagonista di eventi come questo, anche quando nel 95 salvò poi sulla balconata dietro di noi un tentativo, diciamo, di momento di difficoltà, un tentativo di lancio in platea, perché al festival non ci siamo fatti mancare nulla, neanche questi tentativi, insomma. Stavo guardando la distanza, però secondo me... Dipende più che altro dalla persona che è sotto. Sì, forse esatto, è più rischioso per chi c'è sotto. No. C'è una certa altezza, però... Vabbè, comunque davvero qua, per me è forte l'emozione oggi, perché pensare che tutte queste cose sono successe qua dentro, molte su questo palco, è davvero è l'energia diversa che probabilmente rimane imprigionata, come dice sempre lui. pazzesco. Anni memorabili, prima citavamo il 99, conduceva Fabio Fazio. Memorabile perché? Perché lì è la storia che si materializza all'Ariston, al Festival di Sanremo. Quell'anno Fabio Fazio immagina un festival con un tipo di racconto molto diverso, secondo la sua cifra stilistica, invita personaggi che non sono magari proprio quelli che ti aspetteresti di vedere al Festival di Sanremo. Porta gli astronauti, i primi uomini sulla Luna, ma porta anche Mikhail Gorbaciov, quindi parliamo dell'ex capo dell'Unione Sovietica, insomma, con tutto quello che a livello di storia è conseguito alle sue scelte. Viene a Sanremo, fa un'intervista di 10 minuti con Fabio Fazio e poi, come se fosse un presentatore qualunque, si mette a lato del palcoscenico e dirige l'orchestra e presenta Antonella Ruggero. Queste cose succedono solo a Sanremo. E pensate che quella sera era ospite contemporaneamente Roger Clinton, diciamo sassofonista amatoriale, dilettante, musicista, ma soprattutto fratello del presidente degli Stati Uniti, Bill. Quindi quella sera tu avevi i due fronti della guerra fredda, Stati Uniti e Unione Sovietica, freschi di uscita, diciamo, da quegli anni molto difficili, presenti a Sanremo, e mescolati al pubblico in borghese c'erano il KGB, la CIA e le polizie e servizi segreti di mezzo mondo. Non c'era anche la moglie di una persona molto importante, Raissa? Quella poi no, è stato dopo nel dopo. Festival con la Clerici, è venuta, sì, ma comunque anche lì per far vedere che anche i capi di Stato effettivamente hanno frequentato l'Ariston e il Festival di nelle prime file di questo teatro qua. No, lo continuo a ripetere per fare capire anche a me stesso, insomma, ma fa tutto parte quello che stiamo dell'unicità della manifestazione. Devo dire che la bravura di Fazio è aver voluto dare un contenitore più ampio che portasse pagine internazionali, perché quella sera c'era anche Dulbecco, ecco, quindi tra l'altro, ecco, quindi la parte del Letizia Castà come spettacolo, come politica Gorbaciov, che per noi occidentali poteva sembrare un mito. E quando sono andata a Mosca e ho parlato con un tassista, ho capito che non avevo capito niente, perché ho detto: cosa ne pensate di Gorbaciov? E mi aspettavo che dicesse: grazie a Gorbaciov abbiamo riassunto la libertà. Ne ha dette di cotte e di crude, che gli ha tolto la libertà, gli aveva tolto il senso della sicurezza. Quindi
noi l'abbiamo vissuto da occidentali, loro diciamo hanno vissuto invece come una sconfitta di quello che era il loro modo di essere imperiali, con le difficoltà che c'erano. E evidentemente la storia bisogna conoscerla e bisogna sentire le diverse anime di quelli che sono i racconti, che non sono tutti uguali. Ecco, in quel momento secondo me la consacrazione dell'Ariston è stata sotto l'aspetto storico un unicum, che ha avuto poi come diciamo prosieguo il fatto che Mattarella sia comparso diciamo sul palco e abbia assistito all'edizione del festival dal palco, rappresentando quello che è effettivamente una figura che rappresenta lo Stato. Ecco, Mattarella diciamo, ha, e noi abbiamo la fortuna di avere un presidente che rappresenta l'Italia. Che ha un suo posto fisso ormai, dicevi prima te. No, diciamo che lo abbiamo ribattezzato il palco Mattarella anche come dei lavori, quando dobbiamo identificare quello, diciamo, il palco Mattarella. Però vedi, poi alla fine, come c'è stato il camerino Ferragni, come c'è la scopa di Morandi, insomma ci sono il camerino Baudo, che è proprio del direttore artistico, di tutti i direttori artistici, però volgarmente, diciamo, tra di noi, anche per farci capire, usiamo questi intercalari che ci rendiamo conto non sono usuali. Beh, assolutamente. Poteste rivivere una serata del festival di tutte queste edizioni, quale sceglieresti? Guarda, io sceglierei quella, non mi ricordo l'anno, non so se era l'83 o 82, che all'interno dell'Ariston per il festival era venuto tutto il mondo del cinema. Tutto il mondo del cinema? Del cinema, quindi c'erano tutti gli attori più famosi del cinema qui e mio Sordi, padre era mancato nell'80. E allora ho avuto diciamo come una sua presenza e dico, visto che tu hai lavorato nel cinema da quando eri piccolo, ecco questa consacrazione di avere il festival e il mondo del cinema italiano qui all'interno del tuo teatro in una delle manifestazioni più importanti. Peccato che non eravamo tutti vicini e quindi la nostra vicinanza è semplicemente una cosa che portiamo nel cuore. Ecco, quindi questa è stata una cosa particolare perché Aristide, ecco, quindi il nome di mio padre mi fa piacere ricordarlo sia da parte mia sia da parte di Carla, mia sorella, è stato poi diciamo ed è l'artefice di tutto questo. Proprio dal nome partiamo, Aristide, sì, che deriva poi Ariston, no? Quindi di lì proprio partiamo e noi abbiamo proseguito andando avanti e andremo avanti finché si può. Adesso arriviamo a parlare in chiusura anche di futuro. Tu invece, Luca? Ma è difficile dire, forse rivivrei la prima serata che ho vissuto nel 2017, che ero in sala stampa. E quando sei arrivato? Quando sono arrivato, il mio primo festival in sala stampa, ricordo quando è partita la musichetta, no, dell'Eurovisione che precede l'inizio della trasmissione, ho fatto un respiro e ho detto guarda dove sono. Quindi forse rivivere quel momento lì, possibilmente con la maturità di adesso, dopo i festival che ho fatto, con una consapevolezza diversa, però diciamo che un occhio esterno su quel momento lo ridarei volentieri. Questa puntata direi che mi ha ispirato, mi ha insegnato e ci ha insegnato tante cose. Giusto per parlare di futuro ancora una volta per chiudere, come immaginate il festival tra 10-20 anni? Che cos'è che avrà? Così giochiamo anche per salutare, prima di salutarci. Prima. Il festival è diffuso, ma è diffuso a Sanremo, deve diffondersi in Europa, ecco, quindi quantomeno primo passo in Europa, poi perché no il mondo, quindi non deve essere un Eurovision, cioè non deve essere una gara, deve essere una comunicazione di quello che sono i valori e le risorse, capacità, emozioni di un certo paese che vengono concentrate, vengono fatti in sintesi una canzone, quindi una canzone italiana deve poter avere il contraltare di una canzone diciamo o francese o spagnola, i ritmi devono essere diciamo come sono adesso anche, però volutamente per avere proprio un suo palco reale che diventa virtuale nel carrozzone del festival. Tu Luca? Immaginandolo da 10, 15, 20, in realtà 25 anni sarebbe quota 100, no? Come numero, sarebbe un secolo sì. Di festival, sarebbe una cosa enorme. Io me lo immagino, penso, credo, spero da un certo punto di vista che possa sempre essere contemporaneo e continuare a raccontare il nostro paese. Il festival è nato nel 51, quindi sostanzialmente con la Repubblica, quindi è un po' la nostra storia e penso che potrà continuare a raccontare la nostra storia di essere italiani perché
piaccia, non piaccia, lo si guardi, lo si odi, alla fine tutti cantano Sanremo, tutti amano Sanremo, e penso che se si arriverà a un secolo di questa storia incredibile sarà un traguardo enorme. Un personaggio che non abbiamo citato ma fa parte della storia anche del Festival della Canzone Italiana è Peppe Vessicchio, e io chiuderei con una sua citazione ripresa dal vostro libro, che dice: si avverte una forza evocativa, simbolica, che solo certi luoghi sacri hanno. Non c'è altro posto dove sarebbe più giusto rappresentare quello che accade nella musica italiana. Manca, perché Sanremo è Sanremo. Grazie mille davvero per averci ospitato, a Walter Bacchino, coproprietario del Teatro Ariston, davvero grazie, e anche a Luca Ammirati, responsabile della sala stampa. Una puntata, che dire? Primo tempo, questo è un intervallo, aspettiamo un secondo, poi intervallo, terzo tempo, quindi siamo a disposizione. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, perché Sanremo? Sanremo.